Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash del vostro maledetto veneziano e purtroppo in questo periodo devo sempre parlare di questa situazione che insomma sembra non voler guarire, di questa situazione a livello planetario sembra che si stiano formando due schieramenti, due insomma nello scacchiere mondiale si sta formando il bianco e il nero sia da una parte che dall'altra. Noi come occidentali di risorse ne abbiamo poche, non abbiamo il petrolio, non abbiamo praticamente niente, e non abbiamo il gas, qualche centrale nucleare sì, però insomma siamo un po' debolucci. Dall'altra parte c'è tantissima manodopera, Cina e Russia hanno tantissimi terreni, in più la Russia e anche la Cina hanno la battuta della propria moneta, quindi non sono sotto il signoraggio bancario. Quindi, in parole povere, cosa vuol dire questo? Vuol dire che non avendo gas, non avendo materie prime in eccedenza come ha la Russia, ad esempio, ci troviamo sicuramente svantaggiati, magari militarmente un po' più performanti, ma a livello di materie prime e anche di manodopera, visto che la Cina sono 2 miliardi e anche l'India, insomma, praticamente ci troviamo in una situazione estremamente difficile, una situazione in cui il governo dei migliori già ci ha propinato 2 anni di Covid che sono stati una bellezza, mentre tutto il resto d'Europa ha tolto le restrizioni, noi oltre la guerra abbiamo ancora sul copino il Green Pass e fra pochi giorni dovrebbero incominciare a togliere qualche restrizione. Quindi il futuro non è come ci aveva dipinto qualche mese fa qualche ministro che ci sarebbe stato un boom economico, una ripresa, anzi il futuro ci vede 3 euro al litro, lo ripeto meglio perché magari qualcuno non ha ancora capito cosa vuol dire 3 euro al litro, perché vuol dire aumento del grano, aumento delle materie prime, scarsità delle materie prime. Il governo dei migliori incomincia a dire che potremmo andare a prendere il gas, scusate, in Algeria, ma queste sono chimere perché chiaramente in Algeria e in altri stati hanno già dei contratti con altre nazioni. Quindi, al di là dei soliti spot preelettorali, la situazione sicuramente non sarà facile. Non sarà facile perché ci aspetta lacrime e sangue. Quindi il Marietto vi consiglia di acquistare questo sigillo che metto monitor per la protezione della casa. Questo sigillo non è solo per la protezione della casa, fa anche molto altro, ma è un sigillo molto forte di Mosè, fatto 2 o 3 mila anni prima dei sigilli salomonici. Mm? Quindi per chi ha beni materiali, visto che sta arrivando una marea di cioccolata importante, per chi si è già fatto il sigillo di Marte 6, no? Il vostro marietto, visto che gli scacchieri ormai si stanno profilando, Occidente da una parte, ci stiamo contando, e l'altra parte del mondo che sicuramente è Russia, Cina e praticamente India, questi colossi che chiaramente fra manodopera e materie prime ci surclassano. Noi riusciamo ancora a livello tecnologico e a livello militare dire la nostra. Quindi ci aspetta un periodo difficile, un periodo che anche gli ucraini non pensavano di dover affrontare, però purtroppo stiamo andando, correndo verso un dirupo. E, oppure, mettendo questa metafora, ci siamo lanciati pensando di avere il paracadute, ma non ce l'abbiamo. Quindi nel futuro prossimo chi può gli conviene blindare la casa con un buon sigillo di Mosè e se uno può andare verso il sud, se invece non può, appunto è meglio che si prenda delle protezioni eteriche perché stanno arrivando tempi brutti. Vi faccio solo un esempio. Quando gli ucraini hanno cercato di scappare da varie città, alcuni ucraini andavano nelle macchine degli altri a rubargli la benzina. Quindi quando la mattina sono scesi in macchina per scappare, gli avevano rubato la benzina. Quindi queste sono le realtà delle guerre. Noi ci aspetta un periodo di caro benzina, di caro elettricità, di caro gas e poi dopo chiaramente la Russia avanzerà verso l'Europa.
per chiudere il cerchio. Bene, cari amici, il vostro marinetto vi consiglia questo sigillo, come vi ho già fatto vedere, e mi raccomando, incominciate a fare scorte di tutto quello che si può. Grazie e alla prossima, ciao.